Bentrovati cari amici alla seconda puntata di Speciale Pianura Veneta. Il numero 2 per definizione sancisce l'esistenza in vita di un progetto e soprattutto gli conferisce un valore reale e concreto. Il programma insomma è partito e ci auguriamo che la strada possa essere lunga dalla prossima immagini. Nux Nugaria, ovvero Nogara. Il suo nome è dedicato al fatto che il suo territorio in passato era ricoperto dagli alberi di noci e per ricordare le proprie origini e le proprie radici ogni anno viene organizzata la festa del riso colenose. La festa del riso colenose ormai per Nogara è una tradizione. Sì, quest'anno è la 24esima edizione, volevo proprio che fosse la festa della maturità di questa festa, infatti è andata proprio come volevamo, dei risultati molto buoni in termini di affluenza sia di cittadini nogaresi ma anche dei cittadini dei paesi qua attorno, il che fa vedere proprio che stiamo iniziando a fare una bella pubblicità anche nei paesi oltre Nogara. Adesso stiamo già iniziando a lavorare per l'anno prossimo perché chiaramente è il 25esimo anno, quindi cerchiamo proprio di migliorarlo, abbiamo già visto alcune cose che sono migliorabili, naturalmente per l'anno prossimo stiamo già lavorando per riuscire ad affinare ancora gli ultimi dettagli, chiamiamoli così. La Fashion Parrucchieria Aesthetic by Jerry e Marta è un tempio per i capelli e per il benessere delle persone. La ricerca di prodotti innovativi e naturali è stata messa al servizio dei clienti che cercano uno spazio confortevole ed altamente professionale per la cura del corpo. I servizi sono rivolti ad una clientela raffinata che sa cogliere non solo l'ultima moda, ma anche la qualità delle proposte, con pieghe durature, tagli perfetti e capelli che stanno a posto senza dover impazzire a modellarli. All'interno del negozio è presente anche il punto vendita Aesthetic, dove si può trovare tutto ciò che riguarda i prodotti professionali per parrucchieri ed estetiste, extension, arredamenti, minuterie ed accessori. Vanessa Abbigliamento. Da 4 anni il negozio Vanessa Abbigliamento Stock opera per dare ai propri clienti abiti da cerimonia, capi casual ed eleganti per una donna giovane ed al passo con i tempi, ma che allo stesso tempo non vuole allontanarsi dai cardini classici della moda. Capi di stock con sconti dal 50 al 70% durante tutto il periodo dell'anno, con merce acquistata direttamente da produttori qualificati. Ogni 2 settimane il negozio viene rifornito e rinnovato per offrire alla clientela le ultime proposte di mercato. Tra i marchi proposti spicca naturalmente Cristina Gavioli, un brand rivolto che cerca uno stile contemporaneo, dinamico ed attento alle tendenze della moda, senza tralasciare qualità e raffinatezza. Optoplanet. La cura dei dettagli, la competenza e la capacità di ascoltare le esigenze della clientela sono le basi sulle quali l'ottica Optoplanet ha costruito e vuole costruire anche per il futuro le proposte più adatte per ogni tipo di cliente. All'interno del negozio potrete trovare una vasta scelta di occhiali da sole e da vista, per uomo, donna e bambino, delle marche più prestigiose, sempre aggiornate alle ultime tendenze della moda. Il nuovissimo trattamento antiriflesso al Teflon assicura trasparenza e facilità di pulizia della lente, mentre con il trattamento Transition le lenti saranno chiare negli spazi interni e di notte e diventeranno scure all'aperto, adattandosi velocemente alla luce, bloccando i raggi UV e quindi garantendo la giusta protezione per gli occhi. Glamour. Un esercizio particolare è Glamour, dedicato esclusivamente a bigiotteria, pelletteria, accessori uomo-donna ed argenteria. Il negozio ha aperto i battenti da poco, ma sta già riscuotendo un grande successo, grazie alla preparazione e alla simpatia della titolare, oltre che naturalmente al rapporto qualità-prezzo che definire molto interessante è sicuramente riduttivo.
All'interno potrete trovare borse, cinture, portafogli, foulard, sciarpe ed articoli preziosi, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Baby & Max, la bottega del goloso. Due negozi che sfilano insieme perché dedicati proprio ai bambini. Baby & Max con l'abbigliamento 0-16 anni, la bottega del goloso con tante caramelle e dolciumi. Anche i più grandi possono trovare un momento di relax e ritornare bambini con i dolcetti, ma allo stesso tempo gustare tè e caffè aromatizzati e scegliere un regalo particolare per ogni ricorrenza. L'abbigliamento di Baby & Max è comodo, caldo ed elegante e all'interno dei giubbotti ci possono stare tante caramelle. Baby & Max è il negozio ideale per i bambini vestiti all'ultima moda, ma anche in maniera più casual. Ci troviamo a Cerè, in provincia di Verona, per il raduno automobilistico riservato alle Alfa Romeo di tutte le età, organizzato da Comparini Motors, il concessionario della zona, in occasione del centenario della casa automobilistica. Parliamo della manifestazione con gli organizzatori, intanto con Donato Fiume, che è un po' colui che ha gestito il discorso. Donato, perché questa manifestazione? L'idea è nata dal fatto che in tutta Italia si festeggiava il centenario dell'Alfa. Qui avevo gli amici Comparini con l'officina che sono stati autorizzati come officina Alfa dal 67 e quindi gli ho lanciato l'idea e loro, presi un po' dalla passione che hanno per queste manifestazioni, soprattutto per l'Alfa, hanno detto di sì e così abbiamo cominciato ad organizzare, insomma. Ecco, sentiamo un po' la famiglia Comparini, partiamo dal papà Giuseppe e dal figlio Roberto. Voi in Alfa praticamente da una vita? Da sempre. Io sono nato in Alfa, perché quando io ero piccolo lì c'erano già solo Alfa. E dopo abbiamo continuato così e dopo purtroppo qualche anno fa abbiamo dovuto un po' cambiare, però insomma nel cuore c'è sempre l'Alfa Romeo. Ecco, sentiamo il capostipite della famiglia Comparini, papà Giuseppe. Lei ha una storia, come dicevamo prima, e voleva tenerla un po' nascosta però. Belle storie, infinità di storie dell'Alfa Romeo. C'è chi non ha una storia dell'Alfa Romeo? Che sono nato dentro, come è nato mi fioi, sono contento che sia collaboratori perché anche loro hanno le sue idee, logicamente le idee più moderne e le mie le restano un po' antiche. 10 anni fa circa l'abbiamo un po' messa, non da una parte, non è vero che l'abbiamo messa da una parte, perché c'è dentro sempre nell'Alfa Romeo, nell'officina c'è sempre. Se uno viene lì e uno viene con l'Alfa Romeo, ecco che il papà Giuseppe va a vedere almeno di che colore che lei o come che lei era fatta e guardando la macchina logicamente che aveva in mente delle cose meravigliose che la passava con la Giulia, con tutti, con l'Alfa Boss, quando che facevamo le gare si andava a Monza, si andava un po' dappertutto, tutto qua. Più di così mi fermo. Sentiamo un attimo Roberto che mi dicono ha corso nella Formula Boxer con Fisichella. Sì, ho avuto quella fortuna. Era il 91, per Giancarlo era la prima gara e per me purtroppo era l'ultima. Lui ha trovato i soldi per andare avanti e io ho dovuto trovare la forza di smettere, sinceramente. Certo, quindi qualche ricordo, qualche gara che magari hai fatto che è andata bene magari anche? Sì, direi che il più bel ricordo lo collego ancora lì perché lui era la prima gara e è arrivato settimo e io con i miei pochi mezzi sono arrivato ottavo, quindi arrivare dietro di lui che bene o male era già qualcuno, visto che aveva già un passato in kart, io avevo poco, direi che il più bel ricordo che ho è quello.
Eccoci qua, ci troviamo nel ristorante Dive via Selonia di Cerea anche questa sera per vedere un altro piatto. Adesso cerchiamo Galliano. Dov'è Galliano? Oh, eccolo qua, abbiamo trovato Galliano. Ciao Galliano, oggi cosa ci presenti? Beh, allora questa sera noi vorremmo preparare i gnocchi di zucca con la fonduta di Monte Veronese. Ti chiedo una cosa, perché il Monte Veronese? Prima di tutto perché è un formaggio buonissimo, in questo caso tra l'altro è il Monte Veronese vecchio, una buona stagionatura, ma soprattutto perché è un prodotto legato al nostro territorio. Come tu ben sai, noi ci teniamo molto a preparare i prodotti, le nostre ricette con i prodotti legati al nostro territorio. I nostri ingredienti sono già preparati ovviamente per ragioni anche di comodità. Le patate sono state lessate, abbiamo la purea di zucca che è stata ottenuta facendo cuocere in forno la zucca a 180 gradi per una ventina di minuti. Le patate lessate con la buccia sono state sbucciate, gli altri ingredienti sono in linea: la farina, le uova, le spezie, sale, pepe e noce moscata. Bene, prego. Per 6 persone, per ottenere gnocchi per 6 persone in abbondanza, insomma, senza dover rinunciare anche alla quantità, 500 g di patate lessate, 300 g di polpa di zucca, purea di zucca, e 300 g di farina circa. Ecco, in questo modo stempriamo, diciamo, le patate che abbiamo schiacciato con schiacciapatate con un po' di farina, aggiungiamo la zucca, la polpa di zucca, Che è quanto hai detto in precedenza? 300 g di polpa per 500 g di farina. Ovviamente a questo punto le spezie, i gnocchi vanno impastati il più velocemente possibile. I gnocchi non vanno mai impastati molto, perché comunque succederebbe che gli amidi contenuti nella farina diventano come gomma, insomma, ecco. Per cui gli gnocchi vanno impastati molto velocemente. Ok, a questo punto il nostro impasto è pronto, procediamo proprio a formare i gnocchi. Ora andremo a fare dei bigoli, chiamiamoli così. Perché adesso i nostri gnocchi cominciano anche a prendere forma, insomma, perché già qua li vediamo, insomma. Adesso i nostri gnocchi sono praticamente pronti alla cottura. Ti dirò una cosa, Adriano, vedendoli così comincia a venirmi anche fame. Cosa dici? Adesso al momento prepareremo anche il loro condimento, che è la fonduta, e poi senz'altro non devo assaggiare. Benissimo, gli gnocchi pronti. I nostri gnocchi sono stati lessati, sono pronti. A questo punto andiamo a condirli con la fonduta di Monte Veronese che abbiamo appena fatto. Li condiamo ovviamente abbondantemente con il formaggio, perché li andiamo anche a spolverare con le scaglie di Monte Veronese per dare maggior forza, e i nostri gnocchi sono pronti per essere serviti. Bene, Ora di pappare. Ecco, i nostri gnocchi sono pronti e li assaggiamo naturalmente. Galliano. Agli gnocchi quale vino hai abbinato? beh, allora, io ho pensato di abbinare un soave, anche perché comunque dobbiamo rimanere in territorio con il vino, prodotto legato al territorio. Anche il vino comunque deve essere legato al territorio. In questo caso è un soave classico superiore, un 2008. L'azienda agricola è Carugate, un'azienda agricola, una cantina conosciuta, insomma. E il loro vino che andremo a bere è il Monte Fiorentini, che è un cru, è un loro cru di Verganica, un vino che io apprezzo particolarmente, soprattutto servito con piatti dove comunque non c'è carne, ma conservano un buon sapore anche abbastanza forte, in questo caso il Monte Veronese, la zucca, insomma. Allora, cosa diciamo? Io direi di fare un bel brindisi intanto, e che Sì, chi ci vede ci stia invidiando. esatto. Il buon sapore del piatto del vino. Sì. E alla prossima puntata.